Ed eccoci all'ultima pagina del nostro TG, ultima pagina dedicata all'approfondimento. Nei giorni scorsi ha aperto a Cagliari, in via Vittorio Veneto, la Locanda dei Buoni e dei Cattivi, un affittacamere e un ristorante gestito dalla Fondazione Domus de Luna che si occupa di giovani in difficoltà. Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell'inaugurazione dei locali, oggi torniamo sull'argomento in maniera più approfondita attraverso le testimonianze del fondatore di Domus de Luna, Ugo Bressanello, e dell'attore Luca Barbareschi. La sua omonima fondazione si occupa dei problemi dell'infanzia. Questo è dunque lo speciale di oggi al quale vi lascio. Grazie per essere stati con noi, ancora a tutti l'augurio di una serena domenica. È stata l'idea, il progetto che ha vinto il premio nazionale l'anno scorso, Make a Change, come miglior progetto in Italia per l'impresa sociale. E abbiamo avuto il sovvenzionamento e adesso, a meno di un anno dal premio, eccoci qua per l'inaugurazione. Alla Locanda dei Buoni e dei Cattivi si lavora, il progetto su carta, premiato, si è calato nella realtà. Dopo la formazione all'affittacamere e al ristorante ora si fa sul serio. 3 giovani mamme, 6 ragazzi, il personale di Domus de Luna, tutti sono chiamati a un grande impegno. Nelle 4 strutture della fondazione di Ugo Bressanello e Petra Paolini, gli ospiti sono seguiti da educatori, assistenti sociali, psicologi. L'attività non si esaurisce nelle comunità, si ramifica anche nelle scuole e nel carcere minorile, col supporto dei volontari e di tanti amici. Il sostegno a ragazzi e mamme in difficoltà, il loro percorso di riscatto, ora si incanala per una nuova strada. È un modo per finalmente iniziare a traguardare un futuro diverso. È un bel salto anche per Domus de Luna questo. È un bel salto anche per Domus de Luna, sì, devo dire che fare il ristoratore proprio era l'ultimo dei miei pensieri e dei nostri pensieri. Noi abbiamo aperto case di cura, di accoglienza, siamo stati nelle scuole, al carcere minorile, insomma un po' dappertutto dove pensavamo di poter dare una mano soprattutto ai ragazzi, comunque dove c'era disagio, il disagio più profondo. Però abbiamo capito strada facendo che questa poteva essere una nuova modalità che da una parte si sosteneva anche economicamente, no? Perché le altre sono tutte attività che invece hanno sempre bisogno di fondi, hanno sempre bisogno di energie nuove e quindi di impresa sociale. E dall'altra però consentiva anche di vedere dopo, perché la cura e l'accoglienza sono parte fondamentale, soprattutto del processo all'inizio di assistenza e appunto di cura nei confronti sia dei ragazzi che delle mamme, però dopo ci vuole altro. E questo è una parte di quell'altro. La Fondazione Luca Barbareschi, che ogni anno dirotta dei fondi verso iniziative a tutela dell'infanzia, ha scelto la Locanda dei Buoni e dei Cattivi. Diciamo un po' di senso di colpa verso la Sardegna come politico, perché con tutte le promesse che abbiamo fatto, i tentativi di fare delle cose, abbiamo fatto ben poco. Almeno sul territorio sono riuscito a dare una mano a far nascere una cosa importante. Ecco, infanzia in difficoltà, infanzia violata, quanto c'è ancora di sommerso in Italia? Purtroppo credo tantissimo, in realtà in questi anni finalmente se ne parla, abbiamo visto anche la Chiesa che ha avuto coraggio di prendere di ammettere quello che è accaduto in questi anni. Non credo che la responsabilità sia solo della Chiesa o degli istituti religiosi, perché ahimè i casi di violenza sessuale sui bambini o di abuso, come si suol dire, avviene all'interno della famiglia nel 98-99% dei casi, per cui il problema è un problema di informazione, di alfabetizzazione all'interno delle famiglie, soprattutto delle madri poverette che subiscono queste cose, perché la pedofilia è sempre in mano, sempre operata da uomini. Rarissimi sono i casi di abusi ad opera di donne. E la donna è una vittima bianca che vive in casa, vive spesso col suo orco in casa, e anche quando viene poi scoperta la situazione, lì le cose si complicano ancora di più, perché poi il bambino non diventa mai il problema, iniziano le cause e del bambino non si occupa mai nessuno e rimane un problema legale infinito in una situazione poi italiana di giustizia che ben conosciamo allo sbando. Per cui i problemi sono tanti e credo i problemi sono anche per quello che ogni anno mi occupo anche faccio dei convegni sulla comunicazione, cioè di far sì che la gente conosca il problema e non si vergogni. Io sono un uomo oggi di 56 anni che ha subito delle violenze pesanti quando aveva 8 anni e sono qua, vivo, vegeto, lavoro, sono papà di 4, quasi 5 figlie fra 6 mesi, 4 femmine e un maschio che sta per nascere, sto a testa alta, sono orgoglioso, ma ci ho messo tanto a
a ristrutturarmi, perché un ragazzo che subisce una violenza è un ragazzo che perde la stima in se stesso, per cui spesso la vittima pensa di essere il colpevole, è un paradosso ma è così, per cui va spiegato, bisogna che nessuno si vergogni, un ragazzino che ha subito qualcosa che l'ha mortificato deve parlarne tranquillamente, perché la colpa non è tua che sei a casa che guardi, ma la colpa è di quel disgraziato che ti ha fatto del male.